Sesta corsa, sono in pista con i cavalli anziani, una buona prova sul miglio per 8 soggetti, l'1 Beverly Trio, 2 Velasquez Lux, 3 Brian Thor, 4 Batman Griff, 5 Compilation, 6 Beyond the Glarys, seconda fila 7 Chimera Gal, 8 Boato di No. Macchina prende velocità e si parte con veloce Batman Griff che prende la testa, Compilation all'esterno che va a chiedere strada a Batman, sembra poterla ottenere all'imbocco della prima curva. Batman Griff che si è parecchio acceso per andare al comando, Mario Greco è spalle indietro per lasciar sfilare la favorita Compilation che passa dopo poco meno di 300 metri di corsa. Compilation su Batman Griff, terza posizione per Beverly Trio, è rimasto di fuori Brian Thor al quarto che si completa in uno svelto 28,7. Compilation guida su Batman Griff, Brian Thor di fuori alla corda Beverly Trio, mentre la seconda pariglia esterna è appannaggio di Velasquez Lux che precede Boato di No, chiusa in corda in quarta posizione Chimera Gal alla retroguardia Beyond the Glarys. Viene fuori un primo giro tutto sommato allegro in 58,6, 29,9 per il secondo quarto di gara. Una volta presa la testa Lorenzo Baldi continua a camminare, non ferma con Compilation e così porta il primo chilometro a 1,13,6. Compilation in vantaggio, Batman Griff nella sua scia, di fuori Brian Thor, pariglia per Velasquez Lux a precedere Boato di No. Terza in corda è sempre Beverly Trio avanti a Chimera Gal. Prova a spostare Velasquez Lux a 400 metri dalla conclusione, c'è un 14,7 di là. Compilation in vantaggio, Batman Griff nella sua scia, poi Beverly Trio, di fuori non si avanza. Prova a spostare Batman Griff dalla scia di Compilation che deve reagire, l'imbocco della curva della retta d'arrivo con Compilation in vantaggio, Batman che attacca, Beverly Trio che va di dentro, si difende Compilation, insiste Batman Griff, scatta Beyond the Glarys, Compilation ancora davanti, Batman che ci prova fino in fondo ma Compilation si difende da Batman Griff. Al terzo posto Beyond the Glarys viene a stampare Beverly Trio, 37 a chiudere, 1,14,3. con l'arrivo un po' in sofferenza per Compilation che si difende comunque da un ottimo Batman Griff che impegna severamente la battistrada, la mette in difficoltà. Compilation che però con l'ultimo guizzo si mantiene davanti a Batman Griff che è secondo. Al terzo finisce Beyond the Glarys, Lorenzo Baldi che è nella triplice veste di allenatore, guidatore e proprietario della figlia di Napoleon.